Allora, mister, è stata vittoria di sofferenza, di squadra e anche prestazione. Direi tutte e tre le cose che hai detto, no? Quindi queste cose qua le avevo chieste prima della partita, poi è chiaro che ci sono anche gli avversari, diciamo la nostra proposta non è stata neanche super qualitativa, un po' per la forza dell'avversario, un po' per le condizioni del campo, un po' perché comunque dopo si è andati anche un po' subito in difficoltà, abbiamo perso un giocatore fondamentale per noi dopo penso una 20-25 minuti, quindi abbiamo dovuto fare anche qualche adattamento, ho dovuto fare anche dei cambi forzati, quindi ho finito anche la partita con Sarami che è un difensore centrocampista centrale perché non avevo nessun'altra soluzione, quindi i ragazzi in campo hanno lasciato il cuore, hanno lasciato tutte le energie e poi siamo stati premiati, siamo stati anche fortunati, bisogna dirlo. Chiesa, centrale di centrocampo all'inizio, poi spostato per necessità a fare il centrale difensivo, una bellissima scoperta, tra virgolette. No, vabbè, ma Dennis io lo conosco un po' da tempo, no? Ancora quando giocava al vecchio Belluno, quindi lui è un giocatore che ha questa qualità qua che è molto duttile, cioè lui può fare il centrale di una difesa a 3, può fare il centrale di una difesa a 4, può fare il braccetto di una difesa a 3, può fare il play davanti alla difesa, può fare anche la mezzala, quindi lui ha questa qualità qua, dopo ne abbina anche altre ovviamente, però ha fatto molto bene oggi. Questa vittoria sono le fondamenta, il pavimento della casa che vuole costruire e di cui abbiamo parlato ieri, o cos'altro? Non lo so però cos'è, però è una spinta importante per questo gruppo, che questo gruppo aveva una voglia, un desiderio di raggiungere una vittoria, anche ripeto se gli avversari meritavano qualcosina di diverso, però magari tante volte nelle partite precedenti gli era girata male qualcosa e oggi è girata un po' dalla nostra parte. È chiaro che questa spinta qua, questa energia qua ti permette per il futuro di lavorare con un po' più serenità, di chiaro che devi buttare dentro le idee dell'allenatore, provare delle cose nuove, dei meccanismi e quindi questa ci dà una spinta importante per il futuro, sicuramente sì. Torniamo ieri sera quando lei chiude gli occhi e sogna una vittoria del genere con meno sofferenza o... Beh, così diciamo che ha proprio un sapore spettacolare, no? Dopo come veniva, insomma... Era uguale, è venuto in questo modo straordinario, poi ha segnato il rigore, ha fischiato alla fine l'arbitro, penso non si potesse chiedere a livello emotivo e di spinta qualcosa di migliore, quindi cavalchiamo questa spinta qua e cercando di migliorare ovviamente in tutte le fasi del gioco, sia la fase in un possesso sia anche a livello di proposta. Allora, Lignago è stato superiore nel gioco, soprattutto nel primo tempo, creando grossi grattacapi alla difesa, però voi vi aspettavate, era una propria sua decisione di aspettarli di non andare subito in pressing? No, ma noi siamo partiti con un sistema di gioco che era un 3-5-2, secondo tempo abbiamo fatto degli adattamenti, siamo andati a difenderci con 2 linee da 4, potevamo farlo anche col 3-5-2, però bisognava scivolare meglio con il quinto e con il braccetto. Non avevamo neanche il tempo, non abbiamo neanche avuto il tempo di provarlo bene in settimana, quindi siamo andati a fare la cosa più semplice possibile, 2 linee da 4 con le 2 punte che si gestivano i difensori loro e diciamo a livello di strada percorsa anche per le uscite abbiamo un po' sistemato gli spazi, poi è chiaro che il pallino del gioco comunque l'hanno sempre tenuto loro, però ci siamo difesi con un po' meglio del primo tempo, sicuramente sì. Sì, io se posso chiedere un commento sulla prestazione di Sperandio e poi una domanda se anche con i nuovi innesti e verificando le condizioni di Pignat c'è l'idea di passare permanentemente a 4 nelle prossime settimane oppure no? Beh, Tommy ha fatto una partita straordinaria, no? Penso che ha parato bene e tanto, quindi, però è un ragazzo che conosco, l'ho allenato anche l'anno scorso, quindi sapevo delle sue qualità, è un ragazzo che sta, nonostante l'età, sta migliorando, continua a migliorare anno dopo anno, lui può crescere ancora, lo sai, quindi non deve adagiarsi su quello che ha fatto, quindi è fatto una gran partita. Non mi ricordo l'altra domanda, scusa. Se c'è l'idea di passare permanentemente a 4, un nuovo innesto? Guarda, io non ho sposato nessun sistema di gioco e possiamo gestire tutte e due le cose, nel senso che in base all'avversario, in base anche alla disponibilità che abbiamo dei ragazzi, agli infortuni, agli squalificati e a tante altre cose, quindi
se possiamo farla sia 3 sia 4 può essere un punto di forza questa d'utilità di questa squadra e questi giocatori, quindi vediamo partita per partita. Però Fisicamente come ha trovato la squadra? fisicamente bene, quindi allenati bene, c'è da fare anche complimenti alla gestione precedente, quindi, perché a livello fisico comunque i ragazzi hanno retto fino al 95esimo, quindi contro un avversario che ha spinto tantissimo, arrivavano anche da dietro, non solo con i centrocampisti e con i difensori, però chiaro che qualcuno magari è un po' più indietro, tipo Zago si è presentato il venerdì perché ha avuto la febbre tutta la settimana, è entrato a freddo, ha fatto benissimo, quindi, qui ha finito coi crampi, però ha lasciato giù tutte le energie che aveva, quindi non fisicamente bene, quindi c'è da Archiviamo subito Legnago e passiamo a Chioggia. A Chioggia per? A Chioggia per provare a dare continuità di questo atteggiamento, sicuramente, continuità di prestazione, magari provando a essere anche un po' più fastidiosi a livello offensivo, con qualche giocata, arrivare proprio a concludere, però dico i ragazzi hanno seguito bene, abbiamo fatto gol su una soluzione, su uno schema su calcio d'angolo che avevamo provato ieri mattina, e quindi vuol dire che i ragazzi, insomma, c'è una grande disponibilità. È uno splendido gol, devo dire. Bellissimo gol, e quindi avanti. Ok, Grazie. Grazie a voi.